Buon pomeriggio a tutti, cari amici lettori e spettatori di Verona News. Era da un po' di tempo, sì, che non ci, vedevamo, non che sia una grande perdita naturalmente per voi nel, vedere il sottoscritto, ma, più che altro quelli che sono i nostri poi, appuntamenti in streaming con l'approfondimento, politico. Siamo veramente alle battute finali, se vogliamo, per quella che è poi la notizia che ci conduce e ci condurrà fino al 12 di giugno, cioè la campagna elettorale, ma poi anche tutti gli approfondimenti di cronaca e anche di economia, vedendo quello che sta accadendo nel mondo. Oggi però, e nel nostro format, che non è checkpoint, ma fortunatamente è molto più leggero, ma non meno importante, parliamo di musica, parliamo di bellezze, parliamo di cultura, due bellissimi paesi, cioè l'Italia, naturalmente, ma anche il Brasile, collegati da una storia molto simile e di amicizia. Non ve la racconto io fortunatamente, né con la mia voce, soprattutto perché ho il grandissimo piacere di avere mia ospite Natalia Sales, cantante brasiliana. Grazie e buon pomeriggio e ben ritrovata. Grazie mille Nicola, buongiorno a tutti, io sono una cantante di bossa nova, Benissimo. nativa di Rio de Janeiro, ho vissuto tantissimi anni a Trieste e a Verona in realtà ci vivo da ben poco. È stato un periodo per noi musicisti, per tutto il mondo dello spettacolo veramente impegnativo, l'emergenza Sì. sanitaria sicuramente ci ha un po' affaticato, però mi ero ripromessa che se le cose fossero andate abbastanza bene avrei fatto follie. Infatti, Ah, sto ok, facendo la follia. follia di cantare finalmente in un teatro italiano che ho scelto qui a Verona, il Teatro Camploi, e faremo un viaggio molto parallelo fra i due paesi, come citava prima Nicola. Io Ok. appunto sono brasiliana, ma l'Italia mi ha sempre voluta bene fin da piccola e ho sempre avuto un legame musicale con entrambi i paesi, come gli stessi esponenti ci hanno insegnato a partire da Sergio Endrigo. Partiamo proprio dagli anni 50. Mm, mm, Dagli mm. anni 50 ad oggi c'è ancora un legame meraviglioso, Che meraviglioso, bello. emozionante, che però non riguarda solo la musica e la Mhm. cultura. L'Italia e il Brasile sono sempre stati connessi anche da un punto di vista filosofico, di scienze, di letteratura, di architettura. Insomma, sono veramente tanti i punti in comune che hanno questi due paesi. E io mi sento un po' portavoce, dato che amo entrambi i paesi, e grazie al mio dono di cantare, di poter interpretare questi pezzi, faremo questo super viaggio. E tra l'altro, ecco, io riprendo proprio un termine che hai usato te, una follia che però verrà assolutamente apprezzata. Per chi fosse stato talmente distratto da non notarlo, perché è la copertina di questa intervista e l'abbiamo fatto vedere anche nel nostro post, la mettiamo qui adesso in sovraimpressione, eccola qua, questa è la locandina dell'evento 15 maggio, Teatro Camploi, ma allora mi hai citato insomma che si parte dall'inizio anche della tradizione della canzone italiana, ma non solo, e allora sicuramente qualche curiosità c'è dal pubblico per quanto riguarda invece la tua carriera. Insomma, raccontaci un po' l'ABC, quando nasce Natalia Sales come cantante, come artista. Beh, Natalia Sales in realtà non nasce proprio piccolissima, nasce nella sua Ok, adolescenza ok. attraverso mio nonno che mi canticchiava sempre la bossa nova. La bossa nova è un Mm, genere musicale molto ricercato che assomiglia un po' al jazz, però è più complicato, molto più improvvisato. ok. E da lì ho incominciato a Trieste insomma, con i musicisti che mi hanno poi accompagnato a fare ogni giorno, ogni settimana più live per quanto riguarda la musica brasiliana. Perciò io è da 10 anni che faccio solo musica brasiliana, faccio solo bossa nova. Mm, Certo, c'è sempre stato una partecipazione, una canzone come della Vanoni, come della Mina, come con tantissimi esponenti, ma non mi sono mai cimentata a cantare l'Italia, fare un mm, concerto dedicato solo all'Italia, ma ricordando che ogni canzone, ogni sketch che ci sarà, anche perché ci saranno delle sorprese con il presentatore, con degli attori,
e con i musicisti. Non dimentichiamo veramente in ogni pezzo, in ogni singolo che ho scelto, questo filo conduttore che ci porta in questi 2 paesi. Che bello. E tra l'altro proprio il titolo, no, dello spettacolo, cioè Natalia Sales canta l'Italia, è proprio questo tributo che vuoi dare poi al nostro Esattamente. paese e questo proprio si percepisce. C'è anche un ulteriore passo intermedio, se vogliamo, prima del grande spettacolo, ovviamente vi lasciamo in Sì. descrizione a questo post il link per andare a prendere i biglietti naturalmente, c'è anche una conferenza stampa dove, ti si potrà anche insomma vedere dal vivo e conoscere, insomma, parliamo Sì, anche di questo. sì, sì, sì. Ci sarà una conferenza stampa il 9 maggio dove appunto ci sarà Verona News, ci sarà Telearena, ci sarà appunto il presentatore del mio spettacolo che è collaboratore insomma di alcune TV, alcune trasmissioni. Ci Sì, sarà, importantissimo per me dirlo, il presidente della GBD, che è un'associazione di sindrome di bambini di sindrome di Down. okay. Ci saranno la maggior parte degli sponsor che mi hanno aiutato, perché i primi sponsor sono stati proprio nel mio quartiere. Tutti i locali che ho cantato in questi 2 anni, per quanto sia stata difficile la situazione, Mh. quando hanno saputo che Natalia Sales voleva ritornare in teatro, mi hanno subito aiutato. Ci sarà sicuramente anche l'assessore Toffali e il consigliere Daniele Probellini che insieme mi hanno aiutato anche ad organizzare, a costruire questo spettacolo anche da un punto di vista così meno artistico. Okay. E ci saremo tutti, insomma, saremo tutti lì per brindare la vita, per augurarci a tutti noi che questo sia solo l'inizio, che questo concerto possa essere l'inizio, che la musica e l'arte possano continuare ad essere presenti nelle nostre vite senza tanta difficoltà, come in Mh. realtà ne abbiamo vissuti in questi 2 anni e forse anche un po' prima della pandemia. Penso che sia arrivato il momento di apprezzare e di sostenere sempre di più queste iniziative. Ed è un bellissimo messaggio. Allora, io prima di ricordare di nuovo l'appuntamento del 15 maggio, volevo proprio appunto concludere con un'ultima domanda. Vedevo che ti ha caratterizzato naturalmente, come poi ad ognuno di noi, questa pandemia, naturalmente che qualcosa ancora rimane. Sì. E ti volevo chiedere appunto come l'hai vissuta proprio da un punto di vista ecco, di artista e diciamo anche questo, se ti ha aiutato la musica, perché insomma il Brasile, anche la bossa nova sono sempre, come dire, nell'immaginario popolare degli elementi di grande festa, di grande gioia, di grande luminosità, per cui se questa cosa può aver aiutato in alcuni momenti in caso. Diciamo che la pandemia, come tutti noi, penso che nessuno l'abbia presa bene. Mh, E io ho avuto un po' il blocco dell'artista, no, come si dice, okay. non riuscivo neanche più a canticchiare per casa, perché ovviamente una cantante, interprete non si basa solo in un concerto, farlo e andare via, ma significa esprimersi, significa anche coinvolgersi attraverso quello che hai di fronte. E di Certo. fronte avevamo veramente una situazione molto difficile. Però mi ha sempre emozionato fin da subito, e questo ci tengo particolarmente a dire, che per esempio il Brasile, gli esponenti più importanti come Caetano Veloso, Tocchino, Gilberto Gil, insomma dei cantautori che hanno anche lavorato qua in Italia, quando hanno saputo che l'Italia stava diventando rossa, no? Certo. Come si diceva al tempo, tutti hanno incominciato a cantare una delle canzoni che fra l'altro sarà inserita nel mio spettacolo, che è Nel blu dipinto di blu, Ah, che bello. di Mh. Domenico Modugno, dando la forza, sostenendoci, cercando insomma di salvare attraverso la musica. Questo è stato fatto. Personalmente è stata dura, però non sarei qui se non ce l'avessi fatta, Certo. sicuramente. Prima di terminare, c'è una dedica, anche una citazione che ci vuoi fare Natalia? Sì, c'è una frase che andrà a racchiudere un po' tutto il mio spettacolo, ma in realtà che va a chiudere quella che sono io.
Vinicio de Moraes, negli anni '60 dedicò una canzone a Sergio Endrigo e in questa canzone ci fu una frase che mi ha sempre colpito: "La vita è l'arte dell'incontro". Ecco, penso che questa frase sia proprio il valore della vita, delle persone che conosciamo, della musica, dell'arte, della quotidianità, dell'esserci. Ecco, perciò io veramente con questo augurio, con questa citazione che è stata dedicata ad Endrigo tantissimi anni fa, ve la ripropongo adesso nell'attesa di potervi vedere tutti in teatro qui a Verona. Grazie. Spettacolare, proprio come l'appuntamento del 15 maggio, ore 21, Teatro Camploi Verona, Esatto. Natalia Sales, Vi canta aspetto l'Italia. tutti. Esatto. Link in descrizione per acquistare i biglietti e anche la conferenza stampa di lunedì prossimo. Noi naturalmente ci diamo qui pubblicamente l'arrivederci perché ci vedremo anche in quell'appuntamento. Io ti ringrazio Natalia davvero, ti Grazie auguro a te, buon Nicola. proseguimento ovunque tu ti trova. C'è anche una Venezia, mi pare in questi giorni, per cui grande arte. Sì, Molto bene. sto lavorando. Certo, certo. E questo tutto aiuta. Grazie mille, buona giornata, a Grazie a te, presto. molto obrigado. Grazie, vi aspetto a tutti, 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 tutti. Ciao. Grazie. Ciao.